Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Paolo Bassani, che è il presidente degli edili di Confartigianato del Veneto e da un paio di mesi è uno dei due rappresentanti italiani nella European Builders Confederation, vale a dire l'organizzazione europea appunto degli imprenditori edili, cui aderiscono 17 paesi, se ben ricordo, sì. ma insomma, ma in continua espansione. Sì. Tra l'altro a questa associazione aderiscono paesi dell'Unione Europea, ma non solo, Sì. perché in rampa d'accesso ad esempio c'è la Svizzera, per citarne uno. Allora, visto che parliamo di vecchio continente, la prima domanda è un'associazione o una lobby? Non è una Qual è lobby, l'obiettivo? è un'associazione, una confederazione che raggruppa i sindacati che rappresentano le imprese delle costruzioni dell'artigianato di tutta Europa o dei paesi comunque che vogliono farne parte. Ma in Europa lobby è un termine positivo, vuol dire una rappresentanza di interessi. Sì, è una rappresentanza di interessi e magari riuscisse a fare ancora più lobby, perché effettivamente le singolarità dell'artigianato sono ben diffuse e sono molto simili all'interno dei paesi europei, anche se c'è un distinguo che bisogna fare a priori, che è la distinzione tra piccola impresa europea e piccola impresa italiana. La piccola impresa italiana arriva ai 5 dipendenti, ai 3 dipendenti, come la consideriamo noi. Microimpresa. È considerata microimpresa a livello europeo, perché la piccola impresa a livello europeo si parla dei 50 dipendenti. Quindi c'è una bellissima e una grandissima differenza. Comunque le prerogative di discussione sono le stesse, perché si parte sempre dal problema delle direttive europee, le famose direttive europee che partono 18 mesi, 24 mesi prima del recepimento nazionale e hanno un percorso durante il quale, tramite EBC può farlo e ha la facoltà di farlo perché partecipa alla discussione di determinate direttive, si intravede come la direttiva uscirà o come effettivamente sarà la nuova legge in tal senso. Quindi effettivamente EBC può intervenire nel merito, questo è un po' può dare le proprie valutazioni, Poi, come sempre, se il legislatore europeo le accetta, le adegua alle normative o comunque fa riferimento o meno a quanto si propone, questa è sempre una scelta personale. Questo si dice fare lobby, Sì, questo sarebbe fare lobby, sì. La nostra intenzione all'interno di EBC è far sì che tale associazione, confederazione, si diffonda anche ad altri paesi, in maniera da avere giustamente più forza nella discussione. La cosa che ho osservato è questa: forse noi ragioniamo troppo sulla piramidalità dell'Europa, cioè come ente supremo che legifera a nome per conto dei paesi, che poi comunque hanno la facoltà di adeguare la normativa europea al proprio Stato, perché ogni Stato ha leggi diverse, però vediamo sempre questa piramidalità come una cosa che arriva dall'alto, verticistica, e c'è questa mancanza, secondo me, da quel poco che ho potuto vedere, è la mancanza di coordinamento tra i paesi, perché sembra assurdo, ma una direttiva che sancisce un comportamento o comunque una normativa all'interno di un settore, diversi paesi la adottano in maniera diversa e qualcuno si chiede anche il perché. È solo perché all'interno la normativa del paese è diversa o perché chi la adotta magari ha pregiudizi diversi quando la adotta? Punto di domanda. E in tal caso bisognerebbe parlarsi un po' di più anche a livello paese, non solo a livello Europa e paesi singoli. Sì, lei però è italiano, lei prima giustamente ha ricordato le direttive europee, che il cui iter applicativo inizia 12 o 24 mesi prima. Noi però ce ne accorgiamo sempre 11 mesi e 29 giorni o 23 mesi e 30 giorni prima, all'ultimo momento insomma. Esattamente. Sì, fa specie che quando arriva una normativa e quindi c'è stato già l'adeguamento italiano e l'alibi è ci dispiace ma questa è una normativa che deriva da una direttiva europea e dobbiamo adeguarci. Senza contare le volte che non le applichiamo e poi andiamo in infrazione. E paghiamo la multa. E generalmente paghiamo la multa su direttive che sarebbero magari quasi a favore anche di qualche settore, tutto sommato. Però c'è questa sempre costrizione, è una direttiva europea, non siamo riusciti. Come non siamo riusciti? Avevamo, perché il sistema paese aveva tutto il tempo per capire se la direttiva andava verso il senso giusto, ma non l'ha fatto perché forse è una colpa nostra o di chi non ha sovrainteso all'iter della direttiva stessa. Però non vorrei metterla in difficoltà, ma mi cita qualche parlamentare europeo di quelli a voi vicini? Lo sa che è un po' difficile, perché noi non conosciamo i nostri parlamentari europei.
sinceramente. Non li conosciamo direttamente perché effettivamente sembra impossibile, ma ora come ora bisognerebbe guardare molto all'Europa, perché se tanto di normativa europea o comunque di sanzioni arriva dall'Europa, bisognerebbe conoscere chi ci rappresenta, ma sinceramente non li conosciamo, perché c'è anche un turnover addirittura, e questi dovrebbero un po' più farsi notare all'interno delle singolarità del Paese, ma anche all'interno dei rappresentanti sindacali nazionali, perché sono quelli che potrebbero mettere in discussione o discutere certe cose assieme ai parlamentari. Poi, ripeto, io ho notato questo: quando c'è una nuova normativa il parlamentare delegato la discute, ma si affianca sempre a commissioni che sono molto tecniche e magari non hanno nemmeno sede a Bruxelles o hanno sede magari in diversi paesi. Mi sovviene ora che c'è una direttiva in corso per l'edilizia dove l'ente tecnico che la sta sovraintendendo è in Spagna, perché è stato delegato l'ente tecnico spagnolo, nonostante il parlamentare che la segue è un inglese, no, è un francese. Alla fine bisognerebbe far sì che queste commissioni dialogassero un po' di più, e ho notato che se uno vuole farlo può farlo, però deve assumersi l'onere di voler dialogare all'insieme della Commissione per capire dove sta andando la direttiva. Lei ha notato che noi italiani siamo un po' distratti? Molto distratti, sinceramente sì. E bisognerebbe sovraintendere molto di più e affiancarsi giustamente a tecnici. Poi rincorriamo sempre il famoso problema: ci sono i finanziamenti europei ma noi non riusciamo ad averli, ci sono progetti europei... Non si sa mai perché, non è che noi dobbiamo essere costituzionalmente più tonti degli altri. No, Forse tonti è una brutta parola. No, noi potremmo studiare un po' di più e prendere anche noi quello che ci spetta. Sì, perché è sempre il valore, noi diamo 100 e ricaviamo 30, è la cosa un po' strana, perché altri paesi fanno progetti, l'Italia fa progetti, però arriva sempre un po' più tardi, bisognerebbe forse concentrarsi. Però sarebbe corretto anche dire quanti soldi restituiamo all'Europa perché non riusciamo a progettare nei tempi europei. È un grandissimo problema. Forse bisognerebbe adeguarsi e creare dei centri specialistici che effettivamente facciano questo, anche se effettivamente ci sono, questo è indubbio. Però l'iter di progettazione europea è molto complesso, certo. questo è indubbio, ma ne avremo e ne abbiamo la capacità. Ma non siamo peggio degli altri, se gli altri ci riescono potremmo riuscirci anche noi. Assolutamente sì. Ecco, detto che, l'abbiamo citato prima, ma insomma con le dovute eccezioni, per molti politici essere in Europa sembra un po' una sorta di pensionamento dorato. Detto questo, ho visto la foto istituzionale sua, sotto le bandiere dell'Europa. Era un po' intimidito. Come si trova dopo 2 mesi a Bruxelles? Sì, mi trovo bene, indubbio. Noi saliamo su periodicamente, sempre all'interno di EBC, discutiamo i famosi problemi dell'edilizia, prettamente dell'edilizia e della piccola impresa. Quindi abbiamo un ulteriore problema, che la nostra rappresentanza riguarda la piccola impresa, cosa che magari in altre situazioni non viene valutato, ma viene valutato l'intero settore. Noi cerchiamo di valutare i problemi dell'intero settore, però riferiti alla piccola impresa, perché vale anche in Europa la piccola impresa il 90%, vale comunque come in Italia. Quindi queste caratteristiche, per esempio il nuovo codice degli appalti che millantava la possibilità di favorire la piccola impresa all'interno degli appalti, è sfumato, non si sa come, non si sa perché effettivamente non è stata sovraintesa, non si sa. Comunque avevano millantato il fatto di dare comunque un qualcosa in più alla piccola impresa, specialmente nei microappalti, invece non è successo. Avevano detto che bisognava tutelare la località effettivamente dell'impresa in maniera che ci fosse il chilometro zero, ma non è stato fatto. Ci sono comunque un codice degli appalti che è stato fatto ed è comunque pieno di emendamenti e stanno continuamente modificandolo e adeguandolo, perché effettivamente ha creato dei problemi. E però da dove deriva? Dall'Europa, e parte sempre da lì, che però qui è stato adottato in maniera un po' diversa dell'Europa. Quindi notiamo che ci sono degli articoli che da altri paesi ci sono ma in maniera diversa, o non ci sono addirittura. Ecco, possiamo concludere parlando un po' male, tra virgolette, di voi però, nel senso che a livello europeo riuscite in qualche maniera a contemperare anche le vostre politiche, parlo come imprenditori edili, perché proprio qua suoi colleghi
ma la stessa Confartigianato denuncia come spesso magari la concorrenza di imprese edili dall'estero venga nel nostro paese con regole diverse, facendo una concorrenza tra virgolette sleale a voi. Riuscite a mettervi d'accordo oppure... questo è un problema. Adesso la normativa tira la carretta dalla propria parte. Ma in un certo senso anche sì, perché è impossibile, non si può limitare il transito di manodopera tra un paese e l'altro, però lo si può regolamentare. Allora il pregiudizio è che la normativa non era ben chiara, perché sembrava, e ora è ancora così, che il paese di destino sia comunque, non possa obbligare i lavoratori del paese di un'altra provenienza ad adottare la normativa contributiva del paese di destino. Ora comunque la normativa si sta muovendo e sembrerebbe che ci fosse questa obbligatorietà, sempre entro un determinato periodo, perché se comunque la normativa stabilirebbe che se comunque dal paese di destino io la massima attività l'ho lì e mi trasferisco all'estero solo per determinate lavorazioni, comunque il mio contratto è lì e quindi pagherò i dipendenti col mio contratto. L'intenzione e anche l'iter che si sta svolgendo ora è per far sì che chi entra in un paese adotti in toto e per tutto la normativa del paese. Ma voi siete d'accordo su questo? E in un certo sì, noi siamo d'accordo su questo. Sì, perché noi forse abbiamo il problema dell'entrata in Italia di altra manodopera più che l'uscita verso i paesi. No, ma non voi italiani, che non lo metto in dubbio che siete d'accordo anche tra organizzazioni, all'interno della Confederazione. Sì, ma io ho visto all'interno di tutte le confederazioni parlano di questo, perché effettivamente ha un senso, perché non si crea più concorrenza così effettiva. Grazie, buon lavoro allora. Grazie a lei. Grazie a Paolo Bassani, che ricordo essere il presidente degli edili di Confartigianato del Veneto, nonché presidente nazionale della stessa categoria, insomma è da un paio di mesi anche rappresentante italiano, uno dei due rappresentanti italiani all'interno del board della European Builders Confederation. Grazie, buon lavoro, alla prossima.